Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti da Brolo ed ecco il pescato del giorno. Buongiorno, siamo in compagnia di? Buongiorno Antonino. Signor Antonino, allora ci parli un po' del pescato odierno, cosa abbiamo qui? Oggi abbiamo pescato qua sempre un paio di anche queste spatole e un capone. Facciamo vedere allora questi esemplari, prendiamo iniziando dal capone, lo facciamo vedere? Sì, ecco qua. Questo qua è il capone. Ma come è stato pescato? Parliamo un po' del metodo di pesca. Il metodo di pesca per questo pescato è il conto. Per come vedete questo qua è un attrezzo antico che si usa per la pesca delle spatole, del capone, per una serie di pesce, diciamo. Oggi noi ci ho pescato qualche spatola e un capone. Quel metodo antico è il conto. Ogni 6-7 metri c'è un ramo dove in questo ramo viene messa una tarda come esca e viene messa a mare, viene steso a mare. E con questa attrezzatura si prendono questi pesci qua, qualche spatola, un po' di vari pesci, ma oggi abbiamo pescato solamente qualche spatola e un capone. Ed ora allora facciamo vedere la spatola, ne prendiamo un esemplare, facciamolo vedere. Sono le spatole. Questo che esemplare è giovane? Ma questo qua è un pesce da circa un anno quasi. Come consiglia di cucinare questo pesce? Questo pesce va tantissimo fatto rampone fritto oppure anche da sfilettato a pezzettoni, ho fatto anche stesso con quelle tonte involtini. Questo qua si può fare in mille modi, col pomodoro, anche fatto arrosto. In questo momento siamo ad ottobre, si pesca in questo periodo tutto l'anno? Questa si può dire che è quasi tutto l'anno, però in questo periodo è un po' di più. Però è un pesce di tutto l'anno. C'è sempre, ci sono mesi un po' di più e mesi un po' di meno, ma ora è il suo periodo, diciamo. Viva il mare siciliano e le eccellenze che regala. Certo. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.